vista nascita, come nasce Levis, tutte queste figure importanti Levis nasce, Levis significa esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, nasce tra la fine del 1944 e gli inizi del 1945. Devo dire, secondo la parete, che nel corso del primo congresso del movimento socialista siciliano che si svolge a Taormina, e gli esponenti della polizia, dei carabinieri, eccetera, annotano, preciso che questo congresso si svolse fra il 20 e il 22 settembre e ottobre del 1944. Ebbene, fu un grande avvenimento, una cosa molto importante, era il primo grande congresso politico che si svolgeva in Sicilia, gli indipendentisti erano venuti da tutta la Sicilia. Ebbene, annotano i rappresentanti delle forze dell'ordine che ogni sera, alla fine dei lavori congressuali, c'erano delle riunioni riservate e diciamo, da come riferiscono queste frasi si capisce che sospettino che si prepari qualche cosa di grosso e non comunicabile all'esterno e si ha motivo di ritenere che già nella sede di questo congresso si parli di un esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia, tanto più che il 19 ottobre del 1944 nella centralissima via Macheda a Palermo c'era stato il noto bagno di sangue che è ricordato come la strage degli innocenti. Altra notizia, ecco, della costituzione del Levis si ha nel primo numero di Sicilia Indipendente in un articoletto piccolino nel quale forse scritto dallo stesso Canepa, nel quale si dice che Turri I aveva avuto un incontro con Andrea Finocchiaro Aprile, che nel corso di questo incontro si era parlato, aveva portato il saluto dei siciliani, Canepa aveva portato il saluto dei siciliani residenti in continente e soprattutto, insomma, aveva avuto affidato, ecco, Turri I aveva avuto affidato, Mario Turri, anzi, era il primo dei Turri, ma si chiamava Mario Turri, aveva avuto affidato da Finocchiaro Aprile un incarico riservato del quale poi si sarebbe parlato. Evidentemente questo incarico è quello di partecipare alla costituzione del Levis. E quindi dico, nasce, ecco, intanto sulla spinta del consenso popolare, nasce Levis su una riflessione approfondita, perché Finocchiaro Aprile era per la legalità, era un uomo che rifiutava la violenza, quindi dà il consenso a che si costituisca un esercito solo quando vede che continuando a subire violenze si rischiava di essere cancellati. Ecco, allora, i fatti di ottobre di Palermo, di via Macheda, quanto hanno accelerato questa decisione? Sì, io penso che siano stati determinanti, proprio determinanti nel senso che è vero che si parlava sempre di costituire una forza armata siciliana e separatista, però è pure vero che le iniziative iniziate non avevano avuto seguito, c'erano state tante iniziative, c'era la Lega Giovanile Separatista, c'era la Guardia alla Bandiera che rappresentava, era costituita da giovani già selezionati rispetto a quelli che facevano parte della Lega Giovanile Separatista. C'era stato il tentativo di organizzare i Caimani di Sicilia e i Cavalieri della Libertà, però ecco, un progetto che andasse a compimento, un progetto che probabilmente aveva un primo, un secondo e un terzo livello, si decide di realizzarlo solo dopo la grande strage, la ingiustificata strage del 19 ottobre del 1944, dove morirono ufficialmente, i dati ufficiali sono questi, morirono 24 persone, fra le quali molti ragazzi, e dove vi furono 158 feriti, ma sempre parlando dei dati ufficiali. I dati reali saranno stati molto più ampi, più tragici.
Comunque così nasce, ecco, nasce Levis, nasce con una strategia ben precisa, quella di avere il riconoscimento della lotta per l'indipendenza del popolo siciliano, un riconoscimento anche in campo internazionale, anche in base alle convenzioni internazionali, perché l'appartenenza a un esercito che avesse delle divise, che avesse un regolamento, che avesse una bandiera, che avesse un programma, che avesse anche dei campi di addestramento, equiparava, ecco, ai fini della prigionia, ai fini della Croce Rossa, eccetera, equiparava questo tipo di esercito all'esercito regolare degli stati in lotta fra di loro. Quindi il principale scopo dell'Levis, oltre che quello di tutelare, di difendere il popolo siciliano, era quello di avere un riconoscimento internazionale anche sotto questo punto di vista. E questo riconoscimento internazionale sarà pienamente sfruttato, perché proprio il 31 marzo del 1945 ci sarà il Memorandum di San Francisco, che è una cosa molto importante, perché porta la questione siciliana in campo internazionale. Ora vorrei... Il memorandum stilato da Finocchiaro Aprile e dai componenti del direttivo del movimento indipendentista. Tornando un attimo indietro a Canepa e Finocchiaro Aprile, quindi questo, diciamo, questa affinità, questo incontro fra i due su questa iniziativa militare fu effettivamente sancita da un incontro, da una visita di Canepa, oppure rimane sempre un accordo diciamo politico a livelli di idee parallele? Io penso che ci fosse l'entusiasmo, ecco, l'entusiasmo generale era tale che secondo me non c'erano grandi differenze, ecco, di idee fra Canepa e Finocchiaro Aprile, perché tutti miravano al progresso, alla libertà, all'indipendenza del popolo siciliano. E quelle notizie che modestamente, ecco, io ho cercato di dare, però sono notizie che confermano che Finocchiaro Aprile era a conoscenza della Costituzione dell'Elis, cose che molti negavano negli anni precedenti, e poi che Canepa riconosceva il ruolo di leader e di capo carismatico di Andrea Finocchiaro Aprile. Quindi dico, sono notizie che hanno una loro importanza, ecco, per chi volesse fare delle ricerche storiche, ma soprattutto un'importanza per i giovani che erano disposti a dare la loro vita per la libertà della Sicilia e che avevano piacere che ci fosse un vertice ben amalgamato, coerente e coeso, come fu, perché le critiche che si fanno al movimento separatista siciliano sono critiche successive ai fatti elettoralistici, ma non c'è dubbio che con le forze che avevano, con l'ostilità internazionale con la quale si dovevano confrontare, eccetera, i dirigenti del separatismo siciliano degli anni 43, 44, 45 e parte del 46 furono all'altezza della situazione. Va bene, grazie dottore Sciamano. Siamo qua con